O Vangelo secondo Marco, capitolo 16. A risurrezione di Gesù. Passato sabato, Maria Magdali, Maria Giacomo e Salomè accattarono voglio chine profumo per imbalsamare Gesù. A prima mattina di quello giorno, troppo sabato, quando fuori stava scendendo il sole, jettero innanzi al sepolcro e l'uno con l'altro si dicevano: chi ingerecuglia che la prete che sta innanzi a quello sepolcro? Ma quando arrivarono là, vedettero che la prete era già stata abbuticata, pure se era assai rossa. Trasettero rinda a quello sepolcro, vedettero un guaglione assettato in coppa alla ritta, vestito con una veste bianca, e si pigliarono a paura. Ma chi le dice a loro: non vi pigliate a paura, vogliate scendere Gesù e Nazaret, o crocifisso. E beh, chi se non sta a chiuccare, è a risorto, e chi ste pizza dove l'avevano appusata. Moiate venne, e a dicere a Pietro che essa va aspettare in da Galilea, l'avo del rito come missa aveva detto a voi. Che si ascettano rinda chi lo sepolcro se ne fugliettano e presso, perché erano chi ne paura, e conosciando in quello, e non ricettano niente a nessuno, perché si pigliavano a paura. Apparizione Gesù. Troppo che era risorto, a mattina che il primo giorno, troppo sabato, Gesù accompagnette prima a Maria Magdala, che era stata liberata a Gesù, a 7 demoni che teneva in corpo. Questo facette sapere tutti i discepoli suoi, che stavano ancora rindo lutto e chiagnevano. Ma loro, quando sapettero che era viva e era stata venuta a loro, non ci volettero credere. A roppa allora accompagnette a due e loro sotto una figura, pentramente chi si camminavano in mezzo alla campagna. Pure chi si tornava a rete o facettene sapere a tutte le lati, ma manca a loro volettene credere. A missione dell'Apostolo. Per ultimo accompagnette pure tutte a 11, quando loro si stavano mangiando e strillai pure perché non avevano creduto, perché tenevano ancora il cuore assai industato e perché non avevano creduto a chi che l'avevano venuta a risuscitato. Poi Gesù dicette a loro: Iate per tutto il mondo e predicato il Vangelo a tutta la gente. Chi crederà e sarà battiato sarà salvo, chi invece non crederà sarà condannato. E chi saranno i segni che accompagneranno tutti quelli che credono, in il nome mio, scacceranno i diavoli, parleranno lingue nuove, piglieranno a mano i serpi, eppure si daranno a bere a loro un po' di tossiche, che essi non affarà a loro nessuno da mangiare. Metteranno in mano a loro quelle malate e chi staranno buoni. Ascensione Gesù. O Signore Gesù, sopra che aveva parlato con loro, fu portato in cielo e Dio facette assettare vicino a essa e mettette il potere rinda in mano sua. E tanne, i discepoli, partettero e se ne jettero a predicare per tutte le pizze del mondo. E il Signore faceva miracoli per mezzo di loro e abbalurrava la parola loro con tutti quelli prodigi che l'accompagnavano.